Cosa succede se ti chiami Dubov e sei uno dei più grandi giocatori creativi dei tempi moderni e giochi contro un giocatore fortissimo, solido, che probabilmente diventerà il nuovo campione del mondo? Lo scopriamo in questo video. Ciao amici di Matto Scacco, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi questa partita che è stata giocata nel 2021 tra Dubov contro Firouzja in una partita blitz, quindi magari non hanno trovato sempre le continuazioni eccellenti e migliori, ma hanno giocato piuttosto distinto, perché una componente della partita blitz è sicuramente l'istinto, oltre che ovviamente grandi calcoli, ma non si può calcolare tutto. Blitz, cavallo F6, G6, G3 e variante di fianchetto per Dubov, rocco corto, D6. Chissà se che tipo di impostazione si deciderà di prendere. Generalmente qui si gioca per C4. Dubov, ovviamente, essendo un giocatore creativo e forse si annoia anche un po' spesso delle solite cose, gioca a 4. Ricordo in un'intervista Dubov disse che non ama giocare blitz, lui quando gioca online preferisce giocare 10 minuti, 15 minuti, quindi probabilmente non è il suo forte, ma vediamo che cosa fa. Cavallo BD7 per Firouzja non accetta le provocazioni, gioca normalmente A5 per prendere ancora più spazio. Credo che questo stile di gioco Dubov l'abbia emulato da AlphaZero, che è riuscito a stravolgere un pochettino il modo di giocare a scacchi. Ora noi umani ci dicono sempre controlla il centro, sviluppa i pezzi. AlphaZero, che è un motore, il più forte motore scacchistico, inizia a spingere i pedoni di torri, inizia a uscire fuori con la torre, inizia a sacrificare la torre a caso. Chissà se Dubov vuole imitare questo stile di gioco che è prettamente di una macchina e non umano. C6 e ora B3. Urco, B3, quando ho visto questa mossa mi è venuto un colpo al cuore. Si sa che quando il nostro avversario ha un alfiere in fianchetto, aprire quella diagonale non è mai una cosa buonissima. Pedone in E5, D per E5, D per E5. Siamo in questa posizione dove il nero ha, devo dire, un'ottima posizione per essere nero, e a questo punto arriva la mossa. Qui abbiamo ancora un sacco di pezzi da tirare via, ma Dubov gioca cavallo in F, va in D2. L'idea è quella di portare il cavallo in C4, mettere l'alfiere in B2 affinché l'alfiere in B2 sia anche protetto da qualcuno, e arriva E4. E4 permette all'alfiere di continuare a guardare e controllare quella diagonale. E infatti arriva il piano di alfiere C4, così si può poi un giorno portare l'alfiere in B2 e cavallo D5. Dopo cavallo D5 veramente ora c'è l'alfiere che attacca questa torre, e qui tutti si aspettavano, almeno sia io che Stockfish ci aspettavamo un alfiere B2, invece arriva un torre in A4 in stile AlphaZero. Questa torre vorrà entrare in gioco, vorrà magari dare una mano con l'alfiere ad attaccare questo pedone, ma la domanda è: riuscirà questa torre ad andare in gioco? Mi aspettavo, come ti dicevo, una variante come alfiere B2 e dopo cambio, donna F6 attaccando cavallo e dietro torre, torre A2, e qui ci sarebbe stato un po' da lavorare, ma non troppo. Cavallo B4 credo che non sia un problema, perché dopo torre A4 credo che insomma si risolva la situazione, perché è vero che il bianco lascia il cavallo, ma permette anche poi la cattura di questo cavallo, quindi credo sia vero. Vediamo se anche il motore è d'accordo. Vediamo cosa dice il motore. Sì, torre A4. Bene, torniamo a noi. Torre A4 è stata giocata in partita, invece arriva cavallo C5. Il problema di quella torre così avanzata, noi sappiamo che le torri fanno fatica a muoversi in apertura, c'è troppo traffico sulla scacchiera, tutti i pezzi in gioco, fa molta fatica, e quindi la torre ora è costretta a ritornare. Forse A3 era interessante da valutare. Dopo torre A2 arriva un'altra avanzata di cavallo, dove l'unica casella di movimento per la torre è quella evidenziata in verde. Tuttavia, se la torre va lì, accadono cose strane. In partita viene giocata alfiere in A3, ma ti mostro che come sarebbe potuta continuare la partita dopo torre in A3.
cambio di donne, e dopo il cambio di donne il punto C2 non è più controllato dal bianco, e quindi a seguito di questi cambi è vero che il nero è solo al momento sopra di un pedone, ma la situazione per il bianco è molto critica. Mentre Dubov preferisce dare la qualità, preferisce dare la torre per catturare un cavallo, quindi torre per cavallo. In qualche modo ho del controgioco, tenendo conto che questo alfiere poi attacca una torre con tempo, poi questo alfiere attacca questo pedone. Insomma, ci sono delle cose da valutare. In partita segue il cambio, cavallo per torre e alfiere per C5. Ora sarebbe eccezionale magari riuscire a chiudere le vie di fuga di questo cavallo, ma credo proprio che il nero riuscirà a salvare il proprio cavallo. Intanto l'alfiere attacca questa torre che deve spostarsi, e attenzione, siamo in questa posizione dove il bianco ha una qualità secca in meno. Ma adesso arriva un colpo tattico molto carino che è alfiere per E4, ma quella torre, quell'alfiere si può catturare? In realtà no, perché se mi catturi l'alfiere arriva un quasimato o qualcosa di molto brutto, come minimo perdi un pezzo, no? Quindi qui il bianco sarebbe stato molto bene. Quindi insomma questo alfiere in E4 non si può catturare, e quindi in partita viene giocata la mossa alfiere H3. Dopo alfiere H3 ora veramente questo alfiere è in presa, poiché adesso c'è anche l'altra torre a controllare l'ottava traversa. Alfiere G2 per Dubov, e in partita viene giocata alfiere G4. Qui al motore piaceva più alfiere D3, è una mossa anche questa poco umana, però l'alfiere c'è da dire che fa un ruolo difensivo, mentre alfiere G2 non compie questo ruolo. Firuja non vuole andare ai cambi per il momento, preferisce giocare alfiere G4 continuando a rompere le scatole. Qui urge una spinta come F3, ma Dubov è creativo fino alla fine. Vediamo se questa creatività lo porterà a sorprendere l'avversario, a complicare la partita e a vincerla. A6, questo pedone vuole infastidire, vuole andare a promozione. Ovviamente se catturi arriva alfiere per C6 doppio sulle torri, e quindi Firuja decide di giocare in maniera prudente giocando pedone B6. L'alfiere si ritira, e dopo alfiere per E2 ulteriore pedone di vantaggio per il nero, e ora alfiere per C4, pedone per C4. Struttura pedonale totalmente rovinata, ma ora c'è un attacco su C6 che però è facilmente parabile. E ora il problema qual è? È che se il nero riesce a portare il cavallo in B4, il cavallo si va a pappare questo pedone bianco in A6, e possiamo dire che questo pedone A6 così vicino alla promozione è un po', diciamo, l'unica speranza di salvezza per il bianco. Perciò, per evitare questa manovra, Dubov gioca C3. È vero che questo pedone C3 è attaccato 2 volte, ma perlomeno evita che il cavallo nero salti su B4. Quindi la partita continua con cambio, 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 la torre attaccata, torre in settima traversa. Questi due alfieri sono minacciosi, in particolare quello nero ha temi possibili di matto con la torre, ma la torre credo che non riuscirà mai a entrare in ottava traversa, e l'alfiere Campochiaro controlla case cruciali. Torre in C va in D8, il nero cerca attività, cerca semplificazione delle torri e cerca di creare qualche fastidio e magari di attaccare anche i pedoni del bianco da dietro. Torre per A7, arriva lo scacco, unica difesa dallo scacco è interporre davanti all'alfiere. Torre per A1 attaccando dietro al pedone, Re G2 per schiodarsi e cercare di portare così l'alfiere in attacco. C5, togliendosi da tutti eventuali attacchi e consolidando la situazione, e ora alfiere D3. L'alfiere D3 però non può fare questo tipo di manovra, e quindi tu dici perché non ho messo l'alfiere in E2? Allora neanche l'alfiere in E2 è buona, perché dopo torre A2 semplicemente c'è la minaccia di catturare l'alfiere. Non so, supponiamo che il bianco continuava con alfiere F3, qui c'era torre per E3, si guadagnava un pezzo secco poiché questo pedone è inchiodato. Quindi in partita invece viene giocata alfiere D3, appunto perché Dubov aveva visto quella tattica, torre A2, e comunque la tattica viene lo stesso riproposta. Re in F3 per togliersi dall'inchiodatura, alfiere D4, ora le semplificazioni sono praticamente forzate, cattura, cattura, e ora alfiere per E4. L'idea di alfiere per E4 è di chiudere la colonna al nero e cercare magari di dare un supporto a questo pedone che dovrà fuggire a promozione.
Arriva però torre a 3 scacco, re in F4 per stare vicino all'alfiere per cercare di difenderlo, D3. E adesso anche le minacce del nero sono interessanti. Se questo pedone arriva a promozione, game over. Alfiere D5, allora qui probabilmente una strategia difensiva come alfiere D7 alla lunga avrebbe portato il nero a vincere, perché il nero ha 2 torri contro torre e alfiere. Quindi Dubov gioca il tutto per tutto. Alfiere D5, attacchiamo il punto debole F7 e ora qui pedone D2. Fra una mossa quel pedone sarà arrivato a promozione. Ovviamente qui bisogna calcolare che non ci sia uno scacco matto, alfiere o scacchi di scoperta devastanti. Arriva alfiere F7 scacco, il re può andare in H8 o in F8, in entrambi i casi non è mortale. Il Firouzja decide di metterlo in F8 il re e alfiere D5 con minaccia di torre in F7. Attenzione, con torre F7 comunque non è scacco matto, perché il re può andare sempre sulla casella evidenziata in verde G8. Regina D1 promozione e ora torre F7 scacco, il re si deve spostare, attenzione agli attacchi a raggi X, anche se purtroppo non portano a nulla. Torre in E7 scacco di scoperta e qui forse Dubov non se l'aspettava. Sacrificio di regina e dopo torre per E8, re in F7 e probabilmente qui dopo questa la partita sarebbe totalmente finita. Ti faccio vedere che anche se il nero non avesse avuto questo colpo tattico di attaccare il pezzo che stava dando scacco, la partita comunque sarebbe finita a favore del nero. Per esempio, scacco, il re va nell'angolino, mangio una torre, scacco, il re si sposta, scacco, il re si sposta ancora, sono finiti gli scacchi, adesso però inizieranno ad esserci gli scacchi da parte del nero, che con una regina e una torre troverà il modo di chiudere la partita. Bene, io spero che questa partita ti sia piaciuta. Ti invito a venirci a trovare su mattoscacco.com, dove potrai trovare materiale didattico, libri di scacchi scritti dai nostri maestri e grandi maestri, scacchiere in legno professionali e corsi di scacchi. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Mattoscacco. Ciao!